Buonasera e benvenuti all'Analisi. Oggi è con noi un parlamentare molto attivo su diversi fronti e tutti peraltro particolarmente caldi. Benvenuto Mauro Pili, deputato di Unidos a Olbia in questi giorni per il congresso. La creatura come sta crescendo a proposito? Stiamo piantando i semi e speriamo che possa crescere rigogliosa in tutta la Sardegna, ben sapendo che il compito non è facile, perché noi siamo l'unica forza politica che si sta realmente contrapponendo ai poteri forti e a quelli che sono radicalmente contro la Sardegna. Quindi per noi è una battaglia molto difficile, perché dobbiamo contrastare non soltanto questi poteri forti ma anche i sostenitori che pure in Sardegna ci sono. I partiti nazionali italiani sono storicamente schierati a sostegno di questi poteri forti, quindi il nostro impegno su questo versante è davvero rilevante, però abbiamo tante donne e tanti uomini che sono determinati a contrastarli. Ne deduco che sarete presenti alla prossima tornata amministrativa. Noi stiamo cercando di organizzare la struttura di Unidos in tutti i territori e ovviamente in tutti i comuni dove ci saranno le condizioni noi presenteremo le nostre liste. Allora, l'ultimo intervento suo in ordine di tempo riguarda la vicenda dello sfratto di Arborea. Abbiamo visto uno spiegamento di forze, io lo definirei esagerato, senza problemi, per lo sfratto della famiglia, insomma, che ha perso casa e terreno per una cambiale non pagata molti anni fa. Lei si è rivolto direttamente al Ministero dell'Interno, ma è stato l'unico, mi pare, tra i parlamentari sardi a sollevare questa vicenda. Non mi è sembrato ci sia stata nessun'altra voce che abbia condannato questo atteggiamento, perché io la voglio definire come realmente è un fatto indegno di uno Stato democratico che schiera 100 uomini in tenuta antisommossa per mandare via una povera famiglia nel cuore dell'agricoltura della nostra Sardegna, d'Arborea, per una famiglia che ha perso un'azienda che valeva 600-700 mila euro per una cambiale di 16 milioni di lire. Credo che sia davvero assolutamente inaccettabile che uno Stato vessatore, arrogante, aggressivo, che sfonda la porta a calci delle aziende e delle famiglie, schieri 100 uomini delle forze dell'ordine con elicotteri, con mezzi di ogni genere per mandare via una famiglia. Era una famiglia sarda, non era un gruppo di terroristi dell'ISIS, e questo schieramento ha avuto oneri rilevanti per lo Stato, per il Ministero dell'Interno, perché sono 100 uomini, perché sono elicotteri, perché sono pullman, perché sono mezzi di ogni genere, ma ha un impatto morale di uno Stato vigliacco che fa il duro con quelli deboli e invece è debole con quelli forti. Tutto questo è assolutamente inaccettabile, ed è inaccettabile che la Regione non abbia messo ancora in campo un'azione per bloccare questo tipo di azioni. Io ho detto già da un anno e mezzo che la soluzione andava trovata sul piano pubblico. Sono migliaia le aziende sarde a rischio di pignoramento, di sfratto e quant'altro, quindi bisogna fare un'azione pubblica, bisogna rendere pubblico quel debito di quelle aziende, mettere in condizioni queste aziende di riprendersi e poi piano piano la Regione esce dal capitale del debito, ma non possiamo lasciare alle banche dell'Emilia Romagna, della Toscana, alle banche dei faccendieri questa opportunità di comprare a 4 soldi le aziende della Sardegna, perché non è che stanno comprando un'azienda, stanno comprando la Sardegna, e una Regione autorevole deve avere il coraggio di mettere in campo anche le risorse. La Sfirs è una finanziaria della rinascita della Sardegna e in realtà sta facendo soltanto azioni che puntano a fare altro piuttosto che a salvare quello che deve essere salvato. L'agricoltura è il cuore pulsante del nostro futuro e io penso anche del nostro presente. Non è possibile che non ci sia un intervento radicale per acquisire questo debito e mettersi nelle condizioni di modernizzare l'agricoltura con un intervento pubblico, perché probabilmente è indispensabile in questi momenti che il pubblico si faccia carico anche di una riorganizzazione strutturale e infrastrutturale dell'agricoltura anche sul piano tecnico. Non esiste più l'assistenza tecnica in agricoltura, bisogna riportare i camici bianchi nei campi per migliorare, per modernizzare l'agricoltura in Sardegna. Mi pare comunque che al centro, da qualche tempo a questa parte, ci sia nuovamente il rapporto tra Regione e Stato, che ha dei punti piuttosto critici. Uno di questi mi sembra di poter dire, poi a marzo vedremo perché il conto alla rovescia è cominciato, è quello che riguarda il deposito unico delle scorie
nazionali, tutti i rifiuti radioattivi d'Italia, delle vecchie centrali e anche quelli attuali, insomma prodotti dagli ospedali eccetera, andranno a finire in un solo sito e questo sito potrebbe essere localizzato in Sardegna. Lei si è detto certo, in sostanza, che alla fine la scelta ricadrà sulla nostra isola. È ancora convinto che sia Io così? ho detto che il range che è stato individuato da Sogin su indicazione dell'ISPRA punta sulla Sardegna come una delle 6 regioni individuate, perché tutte le caratteristiche che vengono messe alla base di questa scelta, che sarà politica e non tecnica, ma tra le ragioni tecniche per esempio mettono quelle delle condizioni di stabilità sismica di una regione e quindi da questo punto di vista pensano che le caratteristiche antisismiche sostanzialmente della Sardegna possano portare qui a dislocare questo tipo di deposito. Io ho sempre detto di essere contrario al deposito unico nazionale. Perché mi rendo conto che ci sono lobby nucleariste di affaristi, di società, le stesse che gestiscono le strutture dentro le basi militari sono le stesse che vincono, tra virgolette, gli appalti nel sistema nucleare, dei trasporti, della gestione della sicurezza nelle centrali nucleari dismesse. E ci sono soprattutto condizioni che mi portano a dire che qui c'è un business di miliardi che ruota intorno alla movimentazione delle scorie e che è funzionale soltanto a questo tipo di lobby. È evidente che se ci sono in Italia 5-6 centrali nucleari dismesse, queste non possono essere abbandonate a se stesse, devono tenere sempre un presidio di sicurezza perché sono appunto centrali nucleari e quindi mi domando per quale motivo bisogna spostare da questi siti che sono già messi in sicurezza geologica, in sicurezza sismica, in sicurezza idrogeologica e in sicurezza anche militare per dislocare in un centro che non si farà mai. Quindi questo supererebbe i problemi della famosa logica NIMBY, non nel mio giardino, perché altrimenti non se ne viene mai fuori. Io penso che, l'ho detto più di una volta, la logica che ha portato via Rubbia dall'Italia, quando io nel 2003 feci la guerra santa per cacciare il generale Jean, che era capo della Sogin, e mi contrappose al governo Berlusconi in maniera netta e chiara, bloccando quel piano di allora, che pure non prevedeva la Sardegna, ma che mirava anche allora a questo tipo di soluzione, dissi bisogna perseguire la strada di Rubbia. Rubbia diceva bisogna bruciare, tra virgolette, le scorie, nel senso che bisogna abbattere dai millenni di radioattività che ci possono essere in queste scorie, a portarle a tempi molto più rapidi. E Rubbia, che era capo dell'Enea, aveva messo a punto un progetto che puntava appunto a raggiungere questo obiettivo e Rubbia è stato allontanato dall'Enea e adesso sta studiando questo processo in altri paesi europei. Questo significa che noi non vogliamo affrontare il problema, vogliamo soltanto mettere la polvere nucleare sotto il tappeto senza affrontare un tema che riguarda migliaia di anni e quindi le future generazioni. Noi non possiamo mettere sotto il tappeto queste scorie. E che tipo di reazione potrebbe esserci nel caso fosse davvero la Sardegna? La scelta politica? Io ho detto senza eccedere nelle parole che la reazione per quanto riguarda sarà una lotta armata. Cioè quello che sta avvenendo a Villa Cidro, dove il comune viene presidiato da centinaia di cittadini, è niente rispetto a quello che succederà, rispetto a quello che è successo per esempio quando Soru ha fatto portare i rifiuti da Napoli a Cagliari. Cioè noi ci siamo armati, gruppi di cittadini autonomi, per bloccare il porto. Quella era una reazione, diciamo così, urgente e immediata, ma di fronte a un'ipotesi del genere c'è chi, come noi, come Unidos, farà una lotta armata per evitare che questo avvenga. Senti, altro tema di cui si parla molto è quello dei trasporti, problema cronico, siamo alle solite, insomma, la Tirrenia di Stato è stata privatizzata, se l'è presa un solo armatore che è Vincenzo Onorato e così si assiste un po' a una beffa, no? La privatizzazione che doveva comunque aprire il mercato si è rivelata in realtà propizia a un monopolio molto probabilmente. C'è qualcuno tra i suoi colleghi parlamentari, come ad esempio l'onorevole Settimunizzi, che ha difeso Onorato, ha detto lasciamolo lavorare, è un affare tra privati, non si può intervenire. Lei invece che dice? Io ritengo che difendere Onorato e difendere la privatizzazione sia indegno. Qualsiasi sardo difenda questa azione è indegno di rappresentare la Sardegna.
Lo dico con estrema chiarezza anche con l'amicizia con Setti Monizzi. Lo trovo davvero vergognoso che si possa difendere un affare che schiaccia la Sardegna e schiaccia i sardi. E aggiungo che l'hanno votato quel provvedimento delle convenzioni destra e sinistra. Col governo prima Monti e poi Letta, i parlamentari di destra e sinistra, con uno soltanto che si è posto contro questa operazione, cioè il sottoscritto, hanno votato le convenzioni che sono state capestro di una privatizzazione che schiaccia gli interessi della Sardegna, 72 milioni di euro che vengono dati a un privato senza alcuna gara concorsuale che abbia messo a concorrere le rotte, le frequenze, la tipologia di navi. Ma è pensabile che noi in Sardegna abbiamo sulle rotte della Sardegna, col silenzio anche dei media purtroppo, nonostante le denunce fatte, navi nelle stesse condizioni della Northern Atlantic? La Dimonios è una nave, la Dimonios è la nave gemella dell'ex Shinto, che viaggia nelle condizioni di noleggio dallo stesso armatore che aveva la disponibilità della Norma Atlantica. E nessuno dice che Mo Paris, che è il soggetto dell'Agenzia Internazionale di verifica di queste condizioni, ha rilevato problemi sul piano dell'antincendio uguali a quelli della Norma Atlantica. E nessuno dice niente, cioè c'è una copertura totale degli interessi della gestione dei noleggi delle navi della Tirrenia che in convenzione pubblica. È come se io e te ci mettessimo d'accordo, dicessimo andiamo a noleggiare in Grecia 2 o 3 navi e concorriamo a fare il trasporto pubblico. No, il trasporto pubblico è una cosa che deve essere regolata con navi proprie, non può essere affidata ad armatori a noleggio e deve essere garantita la sicurezza. Tutto questo non sta avvenendo. Il Ministero dei Trasporti ha fatto un rinnovo della convenzione e ha dimezzato rotte da e per la Sardegna e ha mantenuto 72 milioni di euro alla Tirrenia e nessuno dice niente perché ci sono i conflitti di interesse che sono dentro i partiti di destra e di sinistra. Basta vedere le sponsorizzazioni della Tirrenia a destra e a manca, per non parlare della stessa Moby. Oggi ripercorre la strada che un unico soggetto acquisisce totalmente la disponibilità della continuità territoriale della Sardegna senza che nessuno la controlli è veramente un fatto di una gravità, e questo avviene con la complicità della destra, della sinistra e della regione autonoma della Sardegna, che non ha fatto niente per revocare questa convenzione, cosa che noi chiediamo dall'inizio della nostra battaglia politica, perché l'articolo 15 della convenzione dice se non si tiene conto dell'interesse pubblico, in questo caso l'interesse pubblico dei sardi è cancellato, questa prossima stagione le tariffe saranno le stelle come le precedenti e nessuno dice niente. La Sardegna è privata della sua continuità territoriale, cioè significa metterci nelle condizioni di muoverci alla pari di un cittadino di Roma che va a Milano e di uno di Milano che va a Roma. Paga soltanto il casello autostradale, punto e basta. Tutto questo non avviene. Ultima parte dell'analisi, volevo portarla insomma sui temi politici che riguardano il rapporto tra Regione e Stato in un momento molto delicato. Sappiamo che insomma stanno cambiando molte cose anche a livello finanziario, la Regione andrà verso il pareggio di bilancio ma non dovrà rispettare più il patto di stabilità, ci sono dei cambiamenti. Volevo chiedere, secondo lei Pigliaro come si sta comportando nel rapporto sempre più travagliato peraltro con lo Stato italiano? Pigliaro ha trasformato la Sardegna ancora di più in uno zerbino istituzionale dello Stato, senza mezzi termini. Nel momento in cui non c'è una sola opposizione davanti alla Corte Costituzionale sul decreto sblocca affari dei petrolieri, loro hanno chiamato sblocca Italia, in realtà sblocca gli affari dei petrolieri, dove ci sono tagli per la Regione Sardegna di 470 milioni di euro e la Regione non fa opposizione. Nel momento in cui c'è nella legge finanziaria, nella legge di stabilità, e se ne accorgono tutti dopo che è stata pubblicata su Sole 24 Ore, mica sono andati a guardarsela sulla Gazzetta Ufficiale in fase, sì, c'è un taglio di 388 milioni, nessuno fa opposizione. Quando c'è un atteggiamento così servile nei confronti dello Stato, io penso che la cosa minima fosse quella di fare il ricorso alla Corte Costituzionale, perché tu non puoi modificare radicalmente il rapporto Stato-Regione su un tema come quello finanziario, che sì, in una parte dell'articolo 8 dello Statuto, che diciamo così ha una modifica ordinaria e non costituzionale, ma che ha principi fondamentali come appunto quello della coerenza, del rispetto reciproco delle istituzioni, e tutto questo non è avvenuto. E quindi vuol dire che questa giunta regionale è zerbino dello Stato. Ma questo, devo dire, è un tema
che riguarda correttamente lo Stato e la Regione, cioè c'è un tema che non è legato a un unico governo, perché questo tipo di atteggiamento l'abbiamo verificato strutturalmente nello Stato e nei governi, quindi c'è proprio una volontà di cancellare la nostra autonomia perché pensano che noi abbiamo dei privilegi. Tutto questo non lo capiscono e noi stessi quando chiediamo tariffe agevolate, quando chiediamo fiscalità di vantaggio, non ci rendiamo conto che non è un vantaggio che noi dobbiamo chiedere, ma dobbiamo chiedere un riequilibrio, cioè dobbiamo metterci nelle condizioni di recuperare quel divario che ci deriva da essere un'isola, da essere isolati dentro la stessa isola, e tutto questo è un divario che deve essere compensato, non vantaggi, compensazioni. Grazie Mauro Pili, buon lavoro. Grazie a voi. E grazie a voi, buona serata.